ritrovati a questa nuova puntata di Albignasego Channel. Venerdì 27 marzo si è tenuto un convegno sulle reti di impresa e le opportunità di crescita. Vediamo il servizio. Il 95% delle attività in un sistema globale sono costituite da un numero che non supera i 4 dipendenti. È necessario unirsi insieme per gettare le basi per dare un futuro di crescita, di internazionalizzazione e soprattutto di rete tra imprese per competere con aziende estere. Abbiamo voluto promuovere le aggregazioni, le collaborazioni tra piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto produttivo del nostro territorio. Albignasego quindi con questa iniziativa vuole dare un'opportunità ai propri imprenditori per poter crescere, per potersi mettere insieme e per poter diventare più competitivi. Alla vigilia di due momenti importanti quali l'Expo alle porte e l'uscita di piani operativi regionali che stanziano milioni di euro, è necessaria la conoscenza e la consapevolezza al fine di non perdere le opportunità. Oggi riteniamo sia di fondamentale importanza costruire una massa critica significativa con la quale i nostri imprenditori possano affrontare più serenamente e con i giusti strumenti quelle che sono le sfide che impongono i mercati. Il mercato del resto ha delle sfide da vincere ma anche delle opportunità da cogliere e se oggi abbiamo delle masse critiche importanti e degli strumenti idonei per i nostri imprenditori, sicuramente diventa più agevole per gli stessi dare una prospettiva di crescita e di sviluppo alle loro imprese. Sabato 28 marzo è stato inaugurato il nuovo poliambulatorio Elysium, è composto da medici e specialisti ed è in grado di offrire un gran numero di prestazioni grazie all'esperienza e a strumentazioni moderne. Il dottor Elio Albertin, specialista in ostetricia e ginecologia, offre un servizio sempre più completo alle sue pazienti e alle coppie. I servizi spaziano dalle normali visite ginecologiche a strumenti più avanzati come il Santec Laser Fotona per la vaginoplastica, alla radiologia con servizi di ecografia e senologia, alla mammografia. Venerdì 10 aprile alle ore 21 a Villa Ubizzi si terrà un incontro dal nome Adolescenza sul tema del bullismo, a cura della dottoressa Giuliana Franco, psicologa dell'età evolutiva. Vi ricordiamo che ogni martedì alle ore 20:30 da Piazza del Donatore si terrà Due passi e una corsa per te. Grazie per averci seguito.